Carissime amiche e carissimi amici, un ospite illustre arricchisce il Museo del Calcio Siciliano di Noddonia. È un lucese doc, è una persona che come ama il proprio paese Santa Lucia, in pochi lo amano. Il nome di Santa Lucia l'ha portato in giro per tutta Europa e tutta Italia, con lo striscione Santa Lucia presente. È ora attualmente anche assessore, oltre che presidente del Juventus Official Club Gaetano Scirea di Santa Lucia, e il suo nome è Benedetto Merulla. Buonasera Presidente o Assessore. Buonasera a tutti. Oggi in compagnia del Presidente Merulla abbiamo il ragionista della Gazzetta del Sud Maria Caterina Calogero che farà alcune domande a Benedetto e il padrone di casa Nino Oddonia. Nino Oddonia, abbiamo un ospite veramente illustre. Illustre, sì, veramente sì, perché è un dirigente della Promente, a vecchia conoscenza della una squadra, fosse l'unica della zona che ha resistito da allora quando si è formata. Mai è avuto caso di scomparire il calcio a Santa Lucia, è stato sempre all'avanguardia. Io ho belli ricordi di Santa Lucia, conoscevo allora il dottor Calderoni, Cammelo Bella, il sindaco Rizzo, questi erano tutti dirigenti che fecero storia per la Promente. Poi tanti amici a Santa Lucia che ora un po' sono morti, Costarellino, Melo Genovesi, Lucio Arizzi. Questi erano tutti compagni di squadra che volevano bene e volevo bene pure io a loro. Poi ci sono pure Marcello Mazzacatti, Meccatanti, Franco Mazzacatti, Pippo Genovesi, sono tutti compagni di cuore, sinceramente. Bei ricordi. Perché oltretutto la Promente è una delle prime squadre che si è formata nella zona, quindi è storia. Non mai mi ricordo un campionato, non partecipare a un campionato. Cominciò con la terza categoria, ai tempi quando c'era Miravò, Dottor Aragona, Mandarici, Zullo, li ricordo tutti, con affetto. E ora abbiamo qua il Benedetto Merulla per parlare non solo di calcio di Serie A ma anche di calcio locale. Intanto grazie per l'invito, complimenti, faccio complimenti all'amico Nino Oddonia che ho visto che ha creato una bella struttura, un bel museo, la storia diciamo di tutte le società della zona, le società come hai anche detto già della Promente, la storia ha tante magliette, tanti ricordi, tante cose belle, cose che ricordano il passato, che ha fatto la storia. E come hai detto bene, la Promente è stata fondata nel 1930, sono 91 anni già che esiste, è una società storica, una società che ancora diciamo, è a buon livello, è viva, fa il settore giovanile, in questo momento fa la promozione prima in classifica. Che è allenata da una vecchia conoscenza del museo, Michele Cataldi, che salutiamo. Che è stato un grande giocatore, ha giocato anche a buoni livelli. E che dire, una cosa che pensavo quando l'amico Nino nominava tutti questi amici di Santa Lucia del Mela, che io li conosco tutti, questo non so se è una cosa bella o una cosa brutta, nel senso che io mi ricordo un certo La Rocca che giocava all'ala sinistra, ma non era di Santa Lucia. Di Santa Lucia poi partivo per l'Australia. Ma no, io parlo del 60. Ricordo bene Don Cammelo Bella, che è stato un grande dirigente della Promente, è morto 2 anni fa, mi sembra 3 anni fa, non mi ricordo preciso, forse 3 anni, forse qualcosina in più pure. Che era sempre con la Promente, sempre. Da piccolino seguiva sempre la Promente, ha fatto il dirigente, poi l'amico Melo Genovese che amico per me era come un fratello più grande, perché dico, era anche uno dei fondatori del club Juventus, di cui io adesso sono onorato. Lui si trovava pure quando ci fu la sciagura lui si trovava a Bruxelles, è ritornato anche un po' infortunato perché ha preso una distorsione, infatti abitava di fronte a casa mia, io mi ricordo che ero piccolino, avevo 12 anni, ma lui per un paio di mesi non riusciva a camminare perché aveva proprio preso una distorsione, perché era proprio nella curva Z. Melo è stato un grande, un fratello per me, uno di quelli che mi ha portato in giro per vedere diciamo, il Messina di Serie B con Scoglia, andavamo a vederli insieme e poi anche a vedere la Juve, naturalmente poi purtroppo una malattia e è morto un paio di anni fa. Gli altri amici che hai nominato li conosco tutti, alcuni
seguono ancora la Promendi, alcuni hanno fatto la Costarellino, mi ricordo Costarellino è morto pure il padre di un amico mio, sì. e gli altri hanno fatto tutta la storia della Promendi. Poi c'era Frigata, Sì, pure sì. Calderoni, il portiere Calderoni, Sì. giocavano in tornei a San Penniceto, facevamo così. Sì, mi ricordo tutti. E niente, ma posso dirti che sono belle cose, dico, questo museo è bellissimo, anch'io nel mio piccolo vorrei iniziare a creare al club che abbiamo fatto da poco, la sede nuova, una stanza, qualcosina dove mettiamo un po' di storia della Juve, diciamo, perché è una cosa a cui ci tengo, è bellissimo avere un museo, avere delle cose che ricordano il passato, la storia, diciamo, questo è bellissimo perché c'è la storia di tante società, fra cui il Messina. Ho visto anche un pantaloncino adesso bellissimo di Totò Schillaci che abbiamo sentito al telefono, gli mandiamo un saluto perché in questo momento, diciamo, è un pochettino acciaccato, qualche problemino di salute e vediamo se viene a trovarci qualche volta in zona oppure a Santa Lucia del Mela per qualche serata in amicizia, così lo accompagniamo a fargli visitare il museo. Tanto sì. Grazie. Maria Caterina, Sì, abbiamo un ospite illustre e quindi abbiamo anche una giornalista della Gazzetta del Sud, Maria Caterina Grazie, Caloggi. Grazie Giuseppe. Intanto veramente il museo di Nino Donia è andato fuori dalle mura di San Pierniceto, è stato apprezzato da tutti, fuori dalla provincia, fuori dalla Sicilia, quindi onestamente questo non può che fare onore al nostro paese, quindi complimenti per questa iniziativa che si arricchisce sempre di più e si arricchisce anche con una maglia che il presidente Merulla oggi ha consegnato e sarà inserita anche qui tra le altre maglie. Presidente, Grazie. ultimamente... Ci vuole, aspetta che Sì, magari, prego. come tutte le maglie, ci vuole autografare. la firma sul bianco, l'autografo. Del presidente. Questo è un momento storico. E questo arricchisce il Grazie. museo. Grazie. Perfetto. Presidente, tante le iniziative che lei porta avanti allo Juventus Club di Santa Lucia del Mela. Ultimamente c'è stata una presenza importante, quella di Claudio Marchisio. Vogliamo ripercorrere questo momento così condiviso, così importante? Sì, hai detto bene, sono tanti, questo è stato da poco, ancora abbiamo, diciamo, l'entusiasmo della serata, dell'evento, cioè è stato bellissimo, il palazzetto pieno, il suo ingresso nel palazzetto lo vedo alcune volte nei video, è stato bellissimo, tutti i bambini, un'accoglienza calorosa. È stato bellissimo anche perché, come hai detto, Claudio è stato un top, diciamo, di giovanissimo, lo conoscono tanti ragazzini, ancora ha finito la sua carriera da pochissimo, allora naturalmente tanta gente è venuta a vederlo. Ha iniziato a giocare alla Juve a 7 anni e ha finito a 33, sono quasi 26 anni, ho fatto 25 anni, poi ho avuto qualche piccolo infortunio, ho fatto poi alla fine un anno al Zenit di San Pietroburgo, però diciamo che alla fine, quando già è andato via dalla Juve, si sapeva che andava a finire la sua carriera, ma per problemi di infortunio, perché ancora potrebbe giocare alla Juve, potrebbe tranquillamente giocare nel centrocampo della Juve di questo periodo, perché diciamo che era un top, era uno di quelli che faceva la differenza, e infatti è stato in un centrocampo, in quegli anni che lui giocava alla Juve, è stato secondo me nel centrocampo uno dei migliori centrocampi del mondo, dove c'era Pirlo, Marchisio, Vidal, Pogba, c'è gente di spessore, a differenza di adesso che posso giocare anche a centrocampo quasi nella Juve. Ci mancano questi personaggi, perché ho detto anche il nome di Pirlo, che è stato la storia del Milan, della Juve, della nazionale, è stato un grandissimo campione. Poi riguardo l'evento, gli eventi in generale, posso dirti che ne abbiamo fatti tantissimi, penso che li hai visti, li hai seguiti, in alcuni sei stata presente come giornalista, come amica, anche come juventina. C'è stato anche Paolo Rossi, Tardelli, Cabrini, per nominare la storia della nazionale, la storia dei personaggi che hanno fatto la storia, al di là della Juve, hanno fatto la storia a livello nazionale, perché Paolo Rossi, Tardelli, Cabrini, oppure altra gente, anche gente diciamo che ci sono dei giocatori che secondo me vanno al di là della Juve, del Milan, dell'Inter. Quella è gente che ha fatto la storia
e basta, non erano giocatori, cioè alla fine non li riconosci solo come giocatori della Juventus. È stato bello averli alla Juve naturalmente, però dico, Paolo Rossi non ha giocato tantissimi anni alla Juve, poi ha fatto la storia con la nazionale, ha vinto il mondiale, è stato bellissimo, lo ricordiamo, poi l'anno scorso a dicembre è scomparso, io ogni tanto sento la moglie, diciamo una grande donna che sta portando avanti il nome di Paolo Rossi in giro per l'Italia, anche noi cercheremo di fare qualcosa di bello per lui, per ricordarlo, perché Paolo Rossi è stato, come ho detto prima, la storia. Cosa si prova ad essere così apprezzati? Perché ovviamente il paese di Santa Lucia, ma non solo, nel momento in cui si vedono la presenza di queste appunto giocatori che non sono soltanto giocatori, ma sono soprattutto delle persone così profonde, quindi cosa si prova a sentire il coinvolgimento di così tante persone? Si prova tanta gioia, posso dirti che ancora oggi io mi ricordo Paolo Rossi, sembra che parliamo di lui perché è scomparso, ma non per questo, ma perché ha fatto effettivamente la storia veramente. Ricordo che lui abbracciava le persone andavano a farsi la foto e lui li abbracciava, li baciava, cioè rideva quel sorriso bello che aveva in viso, perché umanamente è una persona, cioè quello che rimane in questi incontri, in queste occasioni, diciamo, di avere l'ospite, è questo, ti rimane l'affetto che ti danno. E questa gente che fino adesso, diciamo, io non posso dire, alcune volte scherzando dico prima dell'evento speriamo che vada bene tutto, speriamo che l'ospite sia contento e nello stesso tempo anche le persone siano contenti della serata, dell'evento in se stesso. Posso dirti che fino adesso tutti si sono comportati bene, perché alcuni sostengono che poi i giocatori se la tirano, sono un pochettino presuntuosi oppure non vogliono farsi le foto. C'è da precisare che l'ultimo proprio c'è stato Claudio Marchisio, che ha ancora 35 anni, che ha fatto migliaia di foto, ma mi ricordo anche il palazzetto con Trezeguet che è venuto a Santa Lucia, anche lui giovanissimo, 40 anni, neanche li aveva compiuti, un top, uno di quelli che è stato campione d'Europa e campione del mondo con la Francia, è stato un grandissimo, ha firmato autografi in tutto, cioè non solo nelle maglie, anche scarpe, cappellini, tutto quello che i ragazzi e lui li firmava tutti gli autografi. Bellissime, delle cose che ti rimangono nel cuore, delle soddisfazioni anche come paese, perché è un paesino piccolino, il nostro, come hai detto tu, San Perniceto si onora di avere un museo del genere e noi a Santa Lucia del Mela abbiamo avuto ospiti di livello, di spessore che in città grandi, molto più grandi di Santa Lucia del Mela, non ci sono mai riusciti ad avere. Continueremo a fare degli eventi, a portare la gente con molti sacrifici, perché dico, c'è tanto impegno dietro l'organizzazione di cose del genere. E in questo anche perché è stato pochi giorni fa anche qua a Baresi, anche il Milan Club sta iniziando, diciamo, da 4 anni, adesso mi sembra che sono un club fondato nel 2017 che ha portato anche dei campioni tipo Rivera, Baresi e continueranno anche loro. E questo è un vantaggio come hai detto prima tu, per il paese, perché il nome di Santa Lucia del Mela gira tantissimo, il comprensorio ovviamente lo conoscono, diciamo, poi il nome gira, poi adesso ci sono i social, perché c'è Santa Lucia del Mela ha avuto grossissimi campioni. Posso aggiungere una cosa? A discapito di quello che ha detto ora Benedetto, vorrei aggiungere che Claudio Marchisio era la prima volta che andava a trovare un club, quindi è stata la prima uscita. E seconda, bisogna ricordare il post che ha fatto su Facebook, felicissimo di aver fatto questa esperienza a Santa Lucia. Sì, è vero, è stato felicissimo, ha anche condiviso su Instagram tante storie di attività lucesi, per esempio questa è stata una bella cosa, ad esempio della pasticceria Nicolina, che ha mangiato un pasticcino e ha messo diciamo, la storia su Instagram, anche è stato da Pellegrino al ristorante a pranzo e l'ha condiviso anche. Queste sono delle belle soddisfazioni anche per le attività che in se stesso lavorano bene, dico, da tantissimi anni, non è che lo doveva dire con tutto il rispetto però dico è un modo per esportare le nostre tradizioni, sì, infatti proprio lui per molti giorni ha condiviso le stories su anche Instagram, dei posti di Santa Facebook, Lucia, o dove è stato in Sicilia, ha detto che poi era contentissimo, è stato pure a pranzo in altri posti, ha condiviso anche del locale Modi a Torre Grotta, che tra l'altro è mia cugina e gli faccio i complimenti, siamo stati a pranzo e lui è stato contentissimo, anche perché quello è un settore che lui segue. Lui adesso, da quando ha smesso
giocare, ha tante attività di sushi, e ha fatto tanti locali oltre a Torino, ce l'ha anche in giro per l'Italia, e perciò è uno del mestiere, conosceva e gli ha fatto i complimenti. Quindi certo è un interscambio di esperienze, di affetto, di condivisione, anche perché Sì. non può che, lui l'ha detto anche quando eravamo lì allo stadio, che ha sentito proprio forte il calore dei siciliani, della Sicilia. Qualche anticipazione quindi sul programma futuro del club ce la può dare oppure rimane tutto poi a sorpresa? A sorpresa, a sorpresa. Vedremo, continueremo a fare qualcosa, naturalmente adesso si avvicinano le feste di Natale, faremo sicuramente qualche cena con le famiglie, darsi che porteremo qualche amico, qualche piccolo, cioè non piccolo, diciamo, qualche ospite che forse già c'è stato in passato, perché alla fine, ripeto, adesso diventa difficile, in tutta questa situazione diventa difficile trovare anche l'ospite, no? Perché vuoi o non vuoi, ne abbiamo avuti quasi tutti, cioè chi vai a prendere? Uno che non è mai venuto, allora uno che non è mai venuto adesso non è facile, oppure devi continuare ad alzare il livello. Alzare il livello significa continuare a portare gente come Claudio Marchisio, che è giovane, che ha smesso di giocare da poco, campioni che qualcuno nomina sempre che vorrebbe, ma non è facile. Dico, ADP, nulla è facile, ADP, l'iniziale. ADP e Del Piero, che è il sogno di tanti ragazzi. Sì. Io non mi metto più in questo sogno perché non passano i ragazzi, sono ormai di una certa età. Però io sono convinto che se Benedetto si mette d'impegno riuscirà a portarlo. Ci vorrà tempo, non è una cosa semplice. Diciamo che, ci riserverò qualche nulla è sorpresa. semplice, come non era semplice, posso dire che non era semplice neanche Claudio Marchisio, e infatti ancora non ci credo che è andato in porto questo evento. Qualche giorno da seguirà Del Piero, ma vedi, io non sono di quella di Del Piero, cioè qualsiasi, cioè Del Piero è un nome grosso, ma secondo me nella storia della Juve ce ne sono altri che qualcuno in questo momento dimentica, oppure perché sono più grandi. Per esempio, un sogno potrebbe essere Michel Platini, ma non è Del Piero, però è Michel Platini. Cioè, io sono quasi cinquantenni, mi ricordo che ho iniziato a seguire la Juve quando c'era Platini, e Platini era la storia, no? Non per disprezzare Del Piero, poi Del Piero ha fatto 20 anni, ha vinto tutto, non si discute. Del Piero, avere Platini, cioè, il mio sogno era continuare a portare gente della nazionale pure. Purtroppo Gaetano Scirea è venuto a mancare giovane, invece alla fine non è stato mai possibile portarlo, perché nell'89 io avevo 16 anni, ma tra l'altro se ancora era in vita sicuramente l'avremmo avuto a Santa Lucia del Mela. Poi abbiamo avuto Tardelli, Cabrini, Rossi, manca Dino Zoff, che abbiamo tentato in tutti i modi, però l'età avanzata, un po' di problemi di salute, è rimasto qualche anno pure con qualche problemino serio, adesso si dice che l'ha risolto, diciamo, ma Zoff, Trapattoni, gente un pochino più anziana, ma gente che ha fatto la storia, ma non solo della Juve, perché Trapattoni ha c'è. iniziato al Milan, ha fatto allenatore della nazionale, ha fatto l'allenatore della Juve, perciò dico che è la storia. Compagno di Moro. Ci manca un Claudio Gentile, per esempio, dico che è un campione del mondo, questo manca, per dire campione del mondo juventini della nazionale dell'82. E poi in caso passeremo a quelle del 2006. passeremo a quelle del 2006, abbiamo Barzagli, Camoranesi. Una bella promozione, insomma, Marcia, riportati Gazzene, Emoli, Cervato, Colombo, Nicolè, Bonipetti, Gianni, sicuro sta qui. 1960. Che memoria. Quel più pazzo che era sicuro. Che è venuto a Messina con un tasto. Sì. A proposito di Scirea, ci siamo soffermati sul passaggio dell'intitolazione del campo appunto a Gaetano Scirea, con la presenza ovviamente di Marchisio. Magari se un attimino possiamo anche ricordare questo momento, come è stato vissuto. Sì, allora riguardo questo, diciamo che l'intitolazione del campo è stato il 23 novembre del 2010, alla presenza della moglie di Gaetano Scirea. Quella è stata l'intitolazione del campo. Quando invece con l'evento di Claudio il 16 ottobre, cioè il 17, la domenica, il giorno dopo la serata che abbiamo fatto l'evento al palazzetto, siamo stati al campo e abbiamo fatto una targa in ricordo di Gaetano Scirea. Questa targa naturalmente è stata fatta dal comune, il comune diciamo che 11 anni fa, dopo la mia proposta da presidente del club, l'amministrazione passata ha accettato di intitolare l'impianto a Gaetano Scirea. L'impianto che è stato finito da pochissimo, da un anno, e quella domenica abbiamo scoperto questa targa. È stato bellissimo perché anche Claudio nel video si vede che ricorda Gaetano, che parla di Gaetano, perché anche
di Gaetano, diciamo. C'è un signore in campo e fuori. Gaetano era Gaetano. Poi è un impianto bellissimo, parlando dell'impianto a livello, diciamo, di Santa Lucia del Mela, perché adesso si può lavorare in un certo modo che prima non ti permetteva di lavorare. Il campo in erba sintetica ti permette di fare tante iniziative. Le squadre intanto lucesi, la Promende e il Melas, giocano in un tappetino in erba sintetica e la differenza è tantissima. Anche i bambini, ci sono i settori giovanili del Melas, i settori giovanili della Promende. Adesso ultimamente lo sta usando anche il Messina, il settore giovanile del Messina, e noi abbiamo accettato come amministrazione questa richiesta e sono venute delle squadre pugliesi, ad esempio è venuto il Taranto, e poi domani, sabato, giocherà il Monopoli, c'è stato il Catanzaro, anche squadre calabresi, ci saranno anche altre squadre, diciamo, e si crea un bel movimento che ne agevola anche, È bella il paese, le diciamo, strutture sportive sono anche fondamentali. locali, anche perché poi rimangono a mangiare o vanno anche al bar, un circuito, diciamo, che crea un po' di innesca. movimento. Bello, ma tutto quello che si può fare per migliorare sarà. I campi non sono come una volta. Certo, Venuto a Santa Lucia, quando ancora non era chiuso, c'era un piede già usato e ne studiavamo pure. Quando attaccavamo i robo, tutto molto. Altro tempo. Altro tempo. E giocavo, però non è che. Vado a doccia, infatti era bello pure questo, ma dico, i tempi sono cambiati, adesso se gli dice a un ragazzino che si deve cambiare, dico, ma guarda, io mi ricordo una vita. Già è difficile che vengano a giocare. Vincemmo la partita, io giocavo a Juventina di quartieri, verso 60-61. E ne studiamo un anno, non c'ero già usato, non c'ero capito. Ci vincemmo la partita, Carmelo Bella, buonanima, se servioi, pigliò di robe e ne impondoi tutti. E ne può cangiare per strada, come dicevano chi stiamo a scappa, chi stiamo così. Dico, sono piccole cose, però. Questi aneddoti sono sempre. Sì, Carmelo Bella era attaccato alla Proventi, un fondatore della Proventi. Poi c'era Silvio Raglio pure, San Filippo, che era pure attaccato pure alla Proventi, ha giocato tanti anni. Sì, ma diciamo che nel 74 il campionato di promozione tutti sostengono che era come una serie B allora, negli ultimi anni, pure Serie C. quasi, perché era importante, era un campionato di spessore, poi non c'erano tutte queste categorie, no? Allora già fare la promozione era ai livelli di una Serie D, perché questi personaggi che hanno nominato potevano giocare già pure in Serie D. Santino Grillo. Giovane, sì, chi tutte facce del Mela, era forte, bassino, era forte, era un motorino e ci giocava. Presidente, oltre ovviamente a queste grandi figure di prestigio che lei ci ha dato l'onore di conoscere, lo Juventus Club va visto e va letto soprattutto anche in chiave solidale, quindi ci sono delle iniziative che lei ha realizzato e sta portando avanti, ci vuole parlare di questo? Sì, ne abbiamo fatte alcune, negli anni passati abbiamo fatto delle raccolte anche per un terremoto che c'è stato, e abbiamo portato poi anche dei generi alimentari su, in una trasferta abbiamo portato un sacco di materiale, un pullman pieno che abbiamo dato a degli amici, sempre tramite altri club Juventus che non hanno portati sul posto. Poi nelle iniziative siamo sempre a disposizione, cioè siamo presenti sul territorio, se c'è qualche ragazzino, qualcuno ha problemi di famiglia, in generale dispiace di salute purtroppo, perché ci sono anche questi, noi ci siamo sempre messi a disposizione. Adesso stiamo portando avanti l'idea che è nata 2 mesi fa circa in piazza, che c'è la chiesa del Sacro Cuore che ha un orologio fermo da più di 40 anni, il prete dice anche più di 50. Noi abbiamo fatto una locandina scrivendo dopo 40 anni facciamo ripartire, diciamo, arte e cultura, facciamo ripartire lo sport, fa ripartire l'orologio. E l'altra sera in una serata, una cerimonia dei 500 anni del Chiostro del Sacro Cuore, abbiamo dato l'assegno di carte in questo caso, perché dobbiamo dare i soldi al prete del posto, diciamo a Padre Alberico, che ringraziamo sempre per la mano quando abbiamo bisogno del Chiostro del Sacro Cuore per qualsiasi iniziativa, presentazione di libri, qualsiasi cosa che dobbiamo fare in paese si mette a disposizione. E anche noi adesso ci siamo messi a disposizione, per questo ringrazio chi ci ha dato una mano, chi ancora ce la darà. Diciamo che l'obiettivo non è stato proprio raggiunto, però ci arriveremo, a breve daremo anche, diciamo, un mandato alla ditta per iniziare a fare il lavoro, e speriamo prima di Natale di inaugurare questo orologio che torna a camminare dopo 50 anni. Complimenti, era un connubio tra il successo ovviamente del club, ma anche
queste iniziative di alto spessore e sensibilità dal punto di vista Lo sport è questo, è lo sport. esatto, infatti si uniscono tutti i valori e questo sì, veramente lo sport. fa onore. Ma voglio fare una domanda, riportandomi al padre Alberico Candela. Mi ha detto Merulla calciatore. Il padre Alberico ha detto che eri bravo a colpire le colonne. Ma ora vogliamo sapere se è un grandissimo sport, ma da ragazzino giocava a calcio, come era detto Merulla calciatore? Vediamo questa. No, anch'io ho giocato a calcio, naturalmente di padre Alberico scherza. E neanche di chi? Scherza. Io ho giocato dall'80 in poi, diciamo, 8 anni, 9 anni. Settore giovani della Promente, ho giocato nella Promente. Il mio allenatore è stato anche Pippo Genovese. Pippo Genovese, sì, anche Pietro Amalfi, di questo Pietro allenatore, diciamo. un terzino duro. Io ho giocato anche con Pietro, anche con Pippo. Poi c'era Nicodana pure, sì, Buonanimo, Piero pure. Sì. Poi c'è stata un'altra società a Santa Lucia che il presidente era Piero Nicodana, si chiamava GS Lucesi. No, ci fu una squadra allora anni 70 così, polisportiva. Sì, la polisportiva era di La Camera, Francesco La Camera, poi ha fatto il sindaco. Sì. Invece riguardo le pallonate del chiostro. Del chiostro, diciamo che del chiostro del Savone, perché dico che l'interno è bellissimo, le colonne hanno fatto 500 anni e io quando ero ragazzino, naturalmente perché la chiesa si frequentava di più, eravamo sempre lì a giocare a calcio barilla, a calcio, più a calcio, il calcio barilla, ora non giocano in nessun modo, però giocando a calcio gli tiravo le pallonate perché sono uno che ha fatto danni in questo caso. Sempre rimanendo nell'ambito calcistico, forse non tutti si ricordano, ma Benedetto Merulla è stato anche presidente di una squadra di calcio a Santa Lucia, che ha vinto il campionato anche terza categoria ai danni della Gualterice, dove giocavo io. Abbiamo anche fatto una società nel 2001, cioè 20 anni fa, abbiamo fatto una squadra in paese, si chiama Juventus Club Santa Lucia del Mele, ha vinto il campionato contro Giuseppe che giocava nella Gualterice, del presidente Soccorso Colosi. Abbiamo fatto il campionato, abbiamo fatto 2 campionati, 2 3, poi alla fine per impegni, per problemi anche economici, perché dico, andare in giro comportava delle spese, abbiamo un pochino tirato le remi in barca, come si dice. Ci siamo fermati, ma dico, la squadra ci sono 2 squadre in questo momento a Santa Lucia, c'è il Melas, la Promente per la promozione, il Melas per la prima categoria, il calcio c'è, gli facciamo gli auguri di fare di crescere sempre di più, ma la cosa a cui io ci tengo di più è quella di vedere sempre più ragazzini al campo che giocano nel settore giovanile che possa sempre crescere di più e chissà c'è qualche campioncino, qualcuno che può andare a giocare. È difficile, vogliono un calcio è difficile. E poi gli facciamo portare la maglietta nel museo. Con tanto piacere. Però con un assessore allo sport come Benedetto Merulla tutto è possibile. Tutto è possibile perché ricordava Benedetto è anche assessore allo sport al Comune di Santa Lucia da oltre un anno. Sì, è vero. Un'ultima battuta di questo pomeriggio, di questo momento insieme, qualcosa a cui tenete particolarmente, inizio dal signor Donia. Come ovviamente lei non si aspettava tutto questo successo di questo quando museo. mai, no, la colpa ce l'ha Giuseppe, sempre mi diceva io devo fare un museo, e così fu. Ecco, non pensavo Giuseppe mai. ha dato lo spunto giusto, lei aveva i contenuti, quindi... perché l'avevo voluto conservare. E Giuseppe mi diceva io devo fare un museo, intanto capitai e vai avanti, cerco di migliorarlo sempre. Sì. E a ospedare gente per bene, gente di sport, gente degni di un museo. Bene, benissimo. Invece Presidente, lei cos'altro Allora io ci posso vuole dire? ringraziarvi, dico, naturalmente ringrazio amico Nino e gli faccio i complimenti come ho fatto prima perché è bellino veramente che possa continuare a crescere, a diventare sempre più bella, ad avere sempre più ospiti di prestigio. Io non sono un ospite, tutti quelli che vengono, sono un amico È molto modesto, il nostro Presidente. un amico di Giuseppe che ringrazio sempre un presidente di un club da evento titolato a 2 signori. Le belle parole. Non è poco, guarda. E oltretutto, non per vantare Benedetto, ma ricordiamo che il primo club in Sicilia, Benedetto, diciamo, Infatti, no. Juventus Club Santa Lucia è il primo in Sicilia e in Italia uno dei primissimi. Quando è nato a Santa Lucia? È nato nell'84. Nell'84, cioè invece noi altri anticipiamo, ma avevamo un club che ha sempre Siamo il club nell'80. È nato nell'anno in cui sono nata io, quindi non poteva che Tu sei portare giovane, bene. hai portato bene. Era intitolato Primo in Sicilia e
10o, 12 in Italia, diamo i numeri. Vabbè, diciamo che le Diamo i classifiche numeri. adesso non ci sono più, anche delle che non mi piacciono queste classifiche, diciamo che c'è una gradatoria di iscrizioni, siamo stati per tanti anni prima in Sicilia, poi adesso c'è stato il Covid, per 2 anni si sono fermate anche le iscrizioni, la gente non parte come prima, speriamo di ripartire piano piano. Adesso faremo delle trasferte, stiamo organizzando il pullman con la Lazio, il pullman con la Salernitana, saremo 16 persone a Londra, ci sarò anch'io, ritorno in Europa dopo 2 anni, l'ultima è stata a Lione a febbraio 2020, poi ci siamo fermati. Tu dici che è colpa del Covid, invece che fu colpa del Covid che ho fatto questo museo. Meno male. Ma non pensa quella. Ci sono anche gli aspetti positivi della pandemia, Sì. infatti. E poi questa classifica a me non piace, Giuseppe continua a dire primo in Sicilia, però non ha importanza, cioè essere il primo, secondo, Vuol dire, terzo. non si è primi se non si semina, questo io dico. Secondo Vuol me- dire che chi lavora bene No, poi raccoglie naturalmente ci sono i frutti. soddisfazioni perché siamo piano piano cresciuti, siamo arrivati anche a 1000 soci in un paesino di 4500 abitanti, 1000 soci, ma abbiamo soci anche in Puglia, in Sicilia, in tutti i paesi, anche abbiamo la cosa che è bella, anche questa cosa, abbiamo dei soci anche in paesi dove ci sono dei club. Questo perché negli anni, come dice Giuseppe, si è continuato a crescere, a lavorare, la gente che si è avvicinata, anche se poi nasceva il club nel proprio paese dopo del nostro, non ti lasciava perché si era trovato in questi anni bene, cioè bene significa che alla fine costruisci anche, oltre al club diventa anche una famiglia, cioè il ragazzo che si iscrive in un paese che non è Santa Lucia del Mela ma che è un paese a 100 km, quando per esempio abbiamo un ragazzo che è iscritto che è di Siracusa, io sono stato anche a suo matrimonio, è andata un'amicizia bella. Queste cose oltre al club nascono delle amicizie bellissime, conosco la moglie, conosco il bambino piccolino, sono delle soddisfazioni. E piano piano si è arrivato a raggiungere questo obiettivo. Adesso si deve ripartire perché dico, siamo ripartiti da poco, sperando che non ci bloccano di nuovo, stiamo iniziando a fare delle trasferte. In passato si facevano tutti, cioè io negli ultimi anni prima del Covid, tutte le trasferte in Europa, tutte, dalla prima partita alla finale se arrivavi, oppure se uscivi prima, purtroppo anche prima. Ho visto 6 finali su 9, gli altri 3 non l'ho potuto vedere perché ero piccolissimo, una 4 mesi, una 10 anni nell'83 e l'altra 12, quella di Bruxelles, 12 anni e mezzo, ce non potevo andare, gli altri 6 l'ho visti. Purtroppo le abbiamo perse tutte, tranne quella di Roma nel 96, su 6 ne ho vinta una sola. Qualcuno dice che sono io la mela marcia, che vado a vedere la finale e perdiamo. Se fosse così, mi stai a casa, non ci vai nessuno. Ma questo, purtroppo questo non si può dire. Ho visto anche quella di Manchester, che voi siete milanisti, ho visto anche quella del 2003, che ci deve cuore. E tantissime trasferte. È bello perché dico, alla fine dico, in tutto quello che si fa, la passione, l'amore, dico che c'è. L'amore dico io è una malattia, una cosa che ti prende, dico, cioè, si fanno delle pazzie, si va in giro, si sta 4 ore in aeroporto. Abbiamo trovato la formazione con Milano, non ci fu scudetto nel 55, aveva squadra che lo fai con Milano. E perciò dico, alla fine dico belle cose, dico, purtroppo dico a breve dico, dovrò lasciare il passo a qualche ragazzino più giovane perché no, mi sembra che no. Unico e inimitabile Benedetto Merulla. Unico e inimitabile. Scherzando, per esempio, gli dico che da noi non si fanno le votazioni, dico, si scherza dicendo con gli amici, dico, non si è mai votato, se no mi mettevano da parte. No, devo ringraziare prima di chiudere tutti i ragazzi che in questi anni mi hanno sopportato perché dico li faccio impazzire, nel senso dico io sono dal 97 presidente, già sono 25 anni quasi e li devo ringraziare perché tutto quello che tu prima hai detto, cioè che mi hai chiesto nel senso Rosse, Marchisi, c'è un lavoro allucinante dietro. E se non c'erano tutti questi ragazzi che collaboravano, anche se poi tante volte si litiga, ma poi dopo 10 minuti di nuovo si inizia a lavorare e raggiungere l'obiettivo, se non c'era una squadra come è stata la squadra in questi 25 anni della mia presidenza, dico, che non si raggiungevano questi obiettivi. Io posso ringraziarli e salutarli e dirgli in questo video che poi sarà messo su internet di non mollare perché continueremo, ancora non è finita qua, di prepararsi perché si deve lavorare per fare a raggiungere altri obiettivi e raggiungere non so, questi nomi che voi avete fatto, Platanite, Pietro, così, La nuova sede è stata fatta a tempo di record, devo dire.
ancora dobbiamo completare. Però è stata fatta a tempo di record grazie anche alla collaborazione dei ragazzi, Ringrazio quindi tutti, e ringrazio te Grazie, per per me è un l'intervista piacere. quando vuoi, Santa Lucia del Mela. Grazie. allora, c'è Katia, Benvenuta. Katia Cifrone, Salutiamo. grande amica, Ma ci può essere anche Maria Caterina, anche Certo, altri- collaborazioni, altri- certo. Anche in questo caso altre- pure per noi è come stare non in ci un'unica sono, famiglia. dico, chiusure a nessuno, dico, e naturalmente e ringraziamo anche in questo caso che abbiamo nominato adesso anche tutti gli amici della zona che ogni volta danno visibilità, che vengono agli eventi, che danno una mano. Giuseppe dico, ormai vedo Santa Luciotto, quindi Santa Lucia è un fratello, dico, perché si è catapultato alla fine, dico, su tutto quello che facciamo, anche quello che non riguarda la Juve ma che riguarda il paese, è sempre presente. Un ragazzo che dà una mano. molto no. E gli vogliamo bene. Certo, DNA. Ringrazio la Perché milanese, suo zio era uno giornalista, Infatti. suo cugino di Melazzo, di Sgro, Peppino Sgro, uno giornalista era. E Però io ero nato a Milano, non della Juventus. vabbè, non importa, che poi, non importa. E dei nostri. là un No, DNA no, juventino. Tanti anni fa sei stato a Torino, mi ricordo, con la famiglia. Sì. Vabbè. Va bene. Devo dire, 36 minuti sono volati in maniera piacevole. Ringrazio il fraterno amico, Grazie a te. presidente del club, assessore Benedetto Merulli. Potremmo parlare ancora per ore e ore perché ha 25 anni di storia del club, più potremmo parlare di Santa Lucia del Mela. Ci sarebbe da parlare per ore e ore, però lo ringrazio di vero cuore per questa presenza. Continueremo più avanti, vediamo se riusciamo ad omaggiare l'amico Nino con qualche amico ospite, con qualcuno che verrà a trovare. Doveva portare taccone per colpa mia, Ma per colpa il mia. problema Perché? è non volerli portare assolutamente, perché dico, io sono un discorso che ogni volta dico si deve incastrare bene, perché poi vanno sempre di corsa. Però Tacconi era disponibile a venire, però sono mancato io, c'era la sera degli artisti a Santa Lucia. Sicuramente verrà di nuovo, Quindi. Tacconi è ormai venuto io, Santa Lucia, diciamo che è sempre a Santa Lucia, Quindi ci sarà. Se capiterà che lo porto in qualche club e viene in zona in Sicilia, sicuramente starà qualche giorno in più e lo porteremo tranquillamente a dare un saluto senza problemi. Grazie Benedetto. Grazie a voi. Grazie Maria Caterina, sempre Grazie, disponibile, grazie gentilissima a e te, super sempre, professionale. grazie a voi, grazie. Nino, chiudiamo in bellezza anche questa volta, un ospite che rende onore a ciò che hai fatto. Al mio musico, sì, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie e non finisce qui. Sempre così dici, sempre così dici.